L'ordinanza che di fatto riapre le case di riposo alle visite è di sabato. Le linee guida, condivise tra le regioni, sono state trasmesse questa mattina alle ULSS del Veneto. Da domani tutte si dovranno adeguare. L'assessore Emanuela Lanzarin conferma che sarà necessario il certificato verde per entrare e per farlo bisognerà comunque prendere un appuntamento. Il pass sarà rilasciato dalle ULSS nei centri vaccinali a chi avrà completato il ciclo con la doppia dose oppure a chi avrà contratto la malattia negli ultimi 6 mesi. Per chi non rientra in una di queste due casistiche servirà il tampone molecolare. Diamo la possibilità di andare in un punto tamponi di quell'USL, un'autocertificazione, la persona fa un'autocertificazione, nel senso che dice io devo andare a visitare alla casa di riposo il giorno eccetera, e la struttura, insomma il punto tamponi rilascia, fa il tampone viene rilasciato l'esito del tampone. Riprendono intanto le vaccinazioni per le categorie calendarizzate nel primo piano, interrotte su indicazione del Ministero che voleva dare priorità ai più anziani. Si riparte dunque con il personale scolastico, le forze dell'ordine, i donatori di sangue.